straordinario miracolo nei cieli della Russia è apparso il crocifisso. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che si è verificato nei cieli della Russia poco prima dello scoppio della guerra e che insomma tanto preoccupa il mondo intero, insomma, per gli effetti catastrofici che potrebbe avere sull'equilibrio mondiale. Poco prima che scoppiasse questa tremenda guerra contro l'Ucraina, nei cieli della Russia si era verificato un fenomeno molto indicativo e straordinario, cioè era apparso un crocifisso luminoso. E purtroppo, ecco, Gesù tenta attraverso questi miracoli e segni eclatanti di richiamare l'attenzione sulla conversione, di richiamare l'umanità a una certa ragionevolezza, ma non sempre, insomma, riesce ad ottenere lo scopo che si è prefissato, per cui questo fenomeno è stato da molti visto, però ignorato in quello che era il suo significato di richiamo alla conversione. Ci auguriamo che tanti altri fenomeni come questo possano verificarsi nei cieli della Russia, insieme che ci possano essere anche tanti altri segni eclatanti che veramente riconducano gli uomini alla ragione e all'amore fraterno, e ci auguriamo che presto non sentiremo più parlare di episodi di guerre così ingiuste, cruente, sanguinose e crudeli. Ecco, vieni Signore Gesù, questa è la preghiera che facciamo, vieni a rinnovare il mondo, a rinnovare la faccia della terra, a purificarci col sangue della tua passione, a rinnovare l'umanità fin dalle viscere, soprattutto nel suo cuore malato e cieco e sordo, ai richiami della pace, dell'amore, della riconciliazione. A presto, carissimi.